Sono in corso di esecuzione 25 perquisizioni locali e personali nei confronti di altrettanti soggetti indagati per i reati in materia di stupefacenti e di detenzione abusiva di armi. Nel corso di queste perquisizioni sono state rinvenute diverse dosi di cocaina destinate alla successiva vendita, denaro contante e materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente. Inoltre sono state arrestate 2 persone in flagranza di reato. Tutto parte dal 2023 e da una Ford Focus. Sì, tutto parte dal 2023, anno di inizio delle indagini, quindi momento in cui la squadra mobile di Treviso inizia ad attenzionare questa Ford Focus che dà il nome all'operazione e si rende conto, iniziando da lì, dell'esistenza di un gruppo criminale dedito al narcotraffico, soprattutto nelle province di Treviso principalmente, ma anche di Ravenna, con poi diramazioni in altre province del Veneto e dell'Emilia-Romagna. Gruppo criminale nei cui confronti oggi abbiamo eseguito le perquisizioni. E le armi? Armi non sono state trovate, ma sono emersi dei riscontri in tal senso durante l'attività di indagine. Ci tengo anche a dire che nel corso della giornata odierna è stata eseguita un'ordinanza di misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto di origine dominicana. Altre 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere verranno eseguite in seguito perché le 2 persone non sono presenti sul territorio nazionale. Come gestivano questa attività? La gestivano principalmente trasportando sostanze stupefacenti del tipo cocaina su delle autovetture munite di doppio fondo fra le province interessate, vendendole poi a soggetti che a loro volta si occupavano dello spaccio al dettaglio.